Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stato rintracciato ieri Camillo Bonaccorsi, l'81enne accusato di aver sparato e ucciso, a quanto pare al culmine di una lite, al 46enne Samuel Giuseppe Nizzari. Il delitto ha avuto luogo in via Carrubella, una strada che confina con il capoluogo etneo e il comune di Gravina di Catania. Bonaccorsi avrebbe suonato al campanello di Nizzari, la vittima sarebbe scesa per chiarire forse l'ennesima questione con l'anziano per alcuni lavori di una fognatura dello stabile. Dalla discussione ai colpi di pistola però il passo è stato breve. Bonaccorsi è stato rintracciato a Pedara, a seguito di un interrogatorio si sarebbe sentito male ed è stato trasportato in ospedale. Grave incidente lungo l'autostrada Siracusa-Lentini e un'auto di grossa cilindrata avrebbe violentemente impattato contro una Fiat Punto su cui a bordo viaggiavano due coniugi di 60 anni di Modica. Soccorsi dai sanitari del 118, i due sarebbero stati trasferiti, uno a Catania e la donna a Lentini. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Noto hanno arrestato due uomini di 35 e 44 anni responsabili di una grave aggressione ai danni di un soggetto perpetrata in pieno giorno nel centro cittadino di Avola, in provincia di Siracusa. L'agguato, avvenuto alla presenza di numerosi testimoni, sarebbe nato a seguito di dissidi per futili motivi. I due uomini hanno avvicinato la vittima con l'inganno, salvo poi percuoterlo ripetutamente, anche mentre giaceva al suolo gravemente ferito. I due autori del reato, per ragioni di parentela perché vicini al boss mafioso Crapula di Avola, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. E in chiusura la politica: si terrà giovedì 10 novembre alle 11 la prima seduta della nuova assemblea regionale siciliana. Lo ha deciso il presidente della regione Renato Schifani, che ha firmato il decreto di convocazione dell'Aula con il relativo ordine del giorno, costituzione dell'ufficio provvisorio del Consiglio di Presidenza, giuramento dei 70 deputati ed elezione del presidente dell'assemblea. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.